Allora, iniziamo con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Bene, allora, la volta scorsa eravamo rimasti in sospeso per quanto riguarda il sacramento della cresima e quindi volevo partire. Abbiamo parlato del battesimo e quindi recuperiamo anche il sacramento della cresima, partendo dal significato della parola, che è una parola che deriva cresima, crisma. Il crisma è proprio l'olio che si usa per ungere durante la celebrazione del sacramento e vuol dire unzione. Cresima vuol dire proprio unzione. Anche la parola Cristo, che deriva dalla stessa cosa, dalla stessa parola, significa unto. Unto perché unto? Non perché non si lavasse, ma Cristo perché era l'unzione, si faceva per tre persone in particolare nell'Antico Testamento. Il sommo sacerdote, il re, veniva unto, il re, il sacerdote e i profeti. E quindi il Messia, che Cristo unto è la traduzione letterale della parola Messia, che vuol dire unto anche quello, ma in ebraico, era perché il re, i profeti e i sacerdoti erano loro che venivano unti, consacrati con l'olio sacro. Anche confermazione, il sacramento viene chiamato oltre che cresima anche confermazione, perché conferma quello che uno ha ricevuto nel battesimo e perché conferma e rafforza la grazia del battesimo, la grazia battesimale. Qual è l'origine del sacramento? Nel Nuovo Testamento, troviamo Gesù che tutta la sua vita che è in comunione con lo Spirito Santo. Perché questo accenno? Perché la cresima, confermando e rinnovando e rafforzando il dono del battesimo, il dono dello Spirito Santo. Ecco, il riferimento al Nuovo Testamento è la vita di Gesù, che è tutt'uno, costantemente guidata, in comunione, unita con lo Spirito Santo. Gli Apostoli ricevono lo Spirito Santo proprio durante la Pentecoste e comunicano lo Spirito Santo ai neobattezzati attraverso l'imposizione delle mani. E quindi la cresima inizialmente, e quindi la comunicazione dello Spirito Santo, avveniva mettendo le mani in una particolare posizione, imponendola quindi sopra la testa di chi era appena stato o chi era battezzato, e veniva donata la pienezza dello Spirito Santo. Il rito, perché il sacramento ci sia, deve essere fatto in un determinato modo. Ci sono degli elementi essenziali perché il sacramento ci sia e ci sono anche delle parole, quelle lì e non altre, perché se si usano altre, che sono studiate comunque apposta, se se ne usano altre, uno intende altre cose. Ci vuole l'unzione col sacro crisma che è quel olio unito al profumo
al nardo e che viene benedetto e consacrato durante una celebrazione particolare dal vescovo, che è la celebrazione del Giovedì Santo della mattina, la messa appunto detta crismale, a cui partecipano tutti i sacerdoti della diocesi presenti col vescovo. L'imposizione della mano, e quindi c'è il vescovo che mette la mano sulla testa o sulla fronte e unge con questo olio e pronuncia una formula che esprime il contenuto di quello che accade, e quindi la formula è: ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è stato dato in dono. Quali sono gli effetti, le conseguenze della cresima? Una effusione speciale dello Spirito Santo, perché occorre come sottolineare, perché assomiglia molto al battesimo, ma occorre fa lo stesso dono del battesimo, ma in qualche modo un po' di più. Quindi un'effusione speciale dello Spirito Santo imprime nell'anima del fedele un carattere speciale. La crescita della grazia battesimale radica più profondamente nella filiazione divina. Diventiamo di più, siamo tutti figli di Dio per nascita, figli di Dio in modo particolare per il battesimo, ancora di più attraverso il sacramento della cresima. Una unione più salda a Cristo e alla sua Chiesa rinvigorisce i doni dello Spirito Santo e una speciale forza per testimoniare la fede cristiana. Spendo una parola su quest'ultima affermazione, perché speciale forza per testimoniare. Forse avete presente anche voi, io non mi ricordo perché io ho ricevuto la cresima che facevo la seconda elementare, perché abbiamo ricevuto, credo anche tutti voi, quasi assieme alla prima comunione. La distanza non so se è stata una settimana dopo o 15 giorni dopo, però la questione della cresima vuole sottolineare l'aspetto del cristiano adulto. Ecco perché poi è stato spostato anche l'età. Quando uno ha l'età della ragione, adesso l'età della ragione è una questione relativa, un cristiano adulto è come responsabile. Da oggi in poi tu sei responsabile della tua fede e responsabile anche della testimonianza. Lo dico, è una formula che ho imparato a dire frequentemente, più volte. Non è possibile, credo non sia mai stato possibile, ma oggi men che meno, essere cristiani per nascita, ma essere cristiani per scelta. E quindi tutti noi, credo la maggior parte di noi perlomeno, siamo stati e siamo cristiani per nascita, perché siamo nati dentro una famiglia cristiana, e questa è una cosa non negativa, cioè ha i suoi contro, ma anche i suoi pro. Io non finirò. È il sacramento della responsabilità, della testimonianza, dell'essere adulti. Ecco, dicevo, forse vi suona, c'era un aspetto guerresco, adesso il termine mi sfugge, non militari, soldati di Cristo. Con la cresima si diventa soldati di Cristo. Sì, c'è un aspetto un po' guerresco, ma soldati nel senso che uno ha anche la responsabilità della testimonianza e anche della difesa, ma non perché il cristianesimo, il Signore abbia bisogno di essere difeso, ma in qualche modo anche di giocarsi la faccia. E lo Spirito Santo ci dà come una forza in più per giocarci anche la faccia, senza paura. Chi può ricevere la cresima? Il fedele battezzato.
perché se non è battezzato non può ricevere la cresima, prima deve ricevere il battesimo, proprio perché la cresima conferma, accresce, irrobustisce quello che la fede che uno ha già ricevuto nel battesimo e la presenza dello Spirito Santo che ha ricevuto nel battesimo. Per riceverlo efficacemente, cosa vuol dire? Che porti frutto, perché certo basta essere battezzati per ricevere la cresima, il sacramento, come tutti i sacramenti, certo, però perché sia fruttuoso, che quel sacramento che hai ricevuto sia fruttuoso, occorre anche qualcosa d'altro, che ci metti anche tu del tuo, perché uno cioè, e qual è la condizione? Lo stato di grazia, e cioè come una disponibilità, una disposizione, una apertura. Lo stato di grazia è legato anche di poter vivere il sacramento della riconciliazione prima di ricevere la cresima, così come prima di ricevere anche gli altri sacramenti, proprio legato all'efficacia, alla fruttuosità del sacramento che uno riceve. Il ministro della confermazione, cioè chi distribuisce, chi amministra, chi dà, chi concede il sacramento, il ministro ordinario è il vescovo, è lui. I successori degli apostoli, abbiamo visto, erano gli apostoli che imponevano le mani sui battezzati. Quindi il vescovo, proprio per sottolineare il legame che il cresimato ha con tutto il corpo della Chiesa, che è rappresentato dal vescovo. Oppure il presbitero, il prete, che è delegato dal vescovo. Certo, il vescovo e eccezionalmente da qui è delegato dal vescovo stesso. Normalmente sono la delega a dei collaboratori, ai suoi collaboratori. A volte viene conferita questa possibilità di conferire il sacramento della cresima anche al parroco. Andiamo con il sacramento di oggi. Perché Cristo ha istituito questo sacramento? Perché c'è questo sacramento? Cristo, medico dell'anima e del corpo, ha istituito questo sacramento e quello dell'unzione degli infermi, perché si richiamano questi due sacramenti, perché il Signore li ha inventati, diciamo così, perché la vita che Lui ci dona, la vita nuova che ci dona nel battesimo, nella cresima e nell'Eucaristia, può essere indebolita, persino può essere perduta a causa dei peccati e della gravità dei peccati stessi. Allora occorre come rinnovare e ritrovare quello che si è perduto. Per questo Cristo ha voluto che la Chiesa continuasse la sua opera di guarigione. Quindi sono sacramenti di guarigione. La riconciliazione e l'unzione degli infermi sono sacramenti di guarigione. Cristo, medico dell'anima e del corpo, ci rende partecipi della sua capacità di guarire. Gesù guariva gli infermi. Quanti miracoli nel Vangelo, che sanava gli zoppi, faceva camminare gli zoppi, faceva vedere i ciechi, guariva i sordi, il paralitico, quindi
la guarigione, ma certo la guarigione in quel caso lì esterna, uno non va a confessarsi per guarire o l'unzione infermi per rimettersi a camminare, ma soprattutto la guarigione dell'anima, anche se, devo dirvi, l'ultima unzione degli infermi che ho fatto, però mi è capitato spesso, e il racconto dei miei confratelli e colleghi preti lo documentano spessissimo, l'ultima unzione degli infermi che ho fatto di una signora a cui portavo la comunione insieme con Giovanni ad Acqua Grossa, la Noemi, pace all'anima sua, 97 anni, e era 3 giorni che rantolava e non dava segni, non reagiva in nessun modo. Allora sono andato lì, abbiamo dette le nostre preghiere, unt le mani, unt la fronte e le mani, così come si usa nell'unzione degli infermi. Abbiamo detto il Padre Nostro. Quando abbiamo cominciato a recitare il Padre Nostro, lei ha aperto gli occhi. E certo, io immagino con uno sforzo titanico, ma il segno è che da una parte recepiva e dall'altra ha voluto in qualche modo le ultime energie partecipare a modo suo e farci capire che stava partecipando a modo suo. E quindi la guarigione, l'opera di guarigione, certamente l'anima, certamente lo spirito, a volte questo riesce a ottenere anche la guarigione totale, parziale, quello che volete voi, anche del corpo. Non è un caso, anche la scienza, che se ne dica, lo documenta, non è un caso che in alcuni monasteri, femminili o maschili, i membri vivono molto a lungo. Perché? Perché la pace interiore e la serenità interiore produce dei benefici anche nel corpo, ma io credo che tutti noi lo sappiamo e lo verifichiamo anche su di noi, che siamo un po' un po' come c'è il termine giusto, psicosomatici. Grazie. L'ho appena detto a mio figlio, oggi è venuto. Beh, tutti siamo poco o tanto psicosomatici, e questo ci dice i nomi diversi di questo sacramento. Solitamente quello più usato è la confessione, ma in realtà diversi nomi per dire lo stesso sacramento: il sacramento della penitenza, il sacramento della riconciliazione, del perdono, della confessione o sacramento della conversione. Ad alcuni, credo che tra noi possiamo essere tifosi, chi più di un termine, chi più dell'altro, a seconda anche dei tempi. Perché esiste questo sacramento? L'abbiamo appena detto, qui in realtà è una ripetizione. Ho copiato il catechismo, il compendio. Perché esiste il sacramento? Ma avevamo già accennato all'inizio, perché la grazia che si riceve col battesimo, che grazia è una parola bellissima, perché deriva dalla parola gratis. Grazia, fai i conti con gratis. E che cos'è che è gratis? Gratis, avete in mente un sinonimo della parola gratis? Dono. Ce n'è anche un'altra. Regalo. Quindi la parola grazia fa i conti con dono, fa i conti con regalo. E qual è il regalo che riceviamo col battesimo, con i sacramenti? Gesù. La vita sua che entra in noi, lo Spirito. La vita di Gesù è lo Spirito, lo Spirito Santo. La vita nuova ricevuta nel battesimo, quindi la grazia battesimale, il regalo della sua vita,
non elimina la debolezza della natura umana. È vero che il battesimo cancella il peccato originale, ma la natura umana resta dal peccato originale, è debole, fragile, indebolita, e quindi la grazia non è che ci impedisce di ricadere, e quindi non elimina la nostra fragilità umana. Allora è una lotta. È vero che un conto è, sapete, uno fa la lotta contro, un conto è fare la lotta a mani nude e un conto è fare la lotta con le armi, col pugnale, con la spada, col gladio, con le frecce. Ecco, è come se con la grazia, con il regalo che il Signore ci fa della vita sua, nella lotta per la lotta tra quello che il Signore desidera per noi e quello che noi desideriamo per noi, ecco la grande lotta, che è la lotta di Adamo e di Eva nella conoscenza. Io so meglio di te, questa è la radice del peccato originale, è: caro Dio, noi sappiamo meglio di te che cosa fa bene a me e che cosa fa male a me. Questa è la radice del racconto del peccato originale. Questa è la grande lotta, non soltanto del peccato originale, ma rispetto ad ogni istante, ad ogni peccato, cioè dove uno dice: ma sì, ma cosa vuoi che sia? No. Cosa vuoi che sia? In qualche modo è come accontentarsi delle briciole perdendo la torta. Uno dice: preferisco le briciole. Allora, ecco la concupiscenza. C'è una debolezza della natura umana che ci fa desiderare le cose che non ci fanno bene. Noi siamo molto spesso dettati e guidati dall'istinto, ecco sta roba qua, e quindi la grazia dei sacramenti, la grazia del battesimo ci viene incontro, ci dà le armi, ma non guarisce la nostra fragilità e debolezza, che occorre rinnovare, irrobustire costantemente. Cristo ha istituito questo sacramento per la conversione dei battezzati che si sono allontanati da Lui con il peccato. Su questo mi permetto di dire una cosa. La prima cosa che un penitente dice molto spesso è: Padre, io è sempre quelli. Non so che cosa dirle perché sono sempre quelli. E sotto sotto, fra le righe, qual è l'obiezione? Che uno dice: ma io chiedo perdono, ma poi continuo a cadere su questo. Allora l'obiezione è: sono ipocrita. Sembra che io sia ipocrita, perché vedrete che una delle condizioni è anche il proposito di non ricadere, il proposito di non peccare più. Però proprio perché uno può dirlo con verità e poi per la debolezza e la fragilità cadere pur non volendolo, pur non desiderandolo del tutto, si capisce? Allora, proprio perché il Signore sa che siamo così, nella confessione, cioè nel sacramento della riconciliazione, nel momento in cui ci si confessa, è ovvio che nonostante i propositi si è caduti di nuovo. Quindi non è un'obiezione dire sono sempre quelli, ma il punto è: ok, sei caduto, siamo caduti per la miliardesima volta sulla stessa circostanza, ma non è mai uguale alla volta prima. Si riesce a capire? Uno tenta, ci mette del suo, ma cade di nuovo. E allora il problema non è che nella confessione, nel sacramento della riconciliazione, uno entra
e deve dire quanto mi sono impegnato rispetto alla volta precedente. Cioè uno non entra in confessione per raccontare le sue virtù, questo si dà per scontato, questo è ovvio, ma uno dice nonostante l'impegno chiedo perdono nonostante i tentativi della mia fragilità. Ecco perché esiste questo sacramento. Non perché lo si rifà più volte, proprio per questo, ma uno non deve aver paura e non deve avere la sensazione, la percezione di dire porca miseria, sono un ipocrita perché ho chiesto perdono l'altra volta e adesso chiedo perdono di nuovo sulla stessa cosa, ma è nella natura delle cose che sia così. Il Signore non avrebbe neanche istituito questo sacramento se non avesse saputo che abbiamo bisogno di essere risollevati all'infinito, non 7 volte 7, ma 70 volte 7, non rivolto a Pietro nei confronti del prossimo, ma del Signore nei confronti di Pietro, e cioè di ciascuno di noi e di me. Capisce? Quindi è una grazia a cui ricorrere, una necessità perché ho bisogno di essere ripreso e di iniziare all'infinito. Sara? No, pensavo, si potrebbe dire allora con la confessione si torna in quello stato primordiale di prima del peccato, tornando ad Adamo ed Eva, al discorso tuo, in quel momento lì, Sì. Io torno in quel momento lì perché sono cose così grandi che se solamente, parlo per me, se riuscissimo a capire Sì. una cosa così grande, Allora, saremmo un po' sì, lo riprenderò dopo, adesso ti anticipo una cosa che avrei detto dopo quando si parla delle indulgenze. Sì, la risposta è sì. Si torna all'inizio. Il perdono non è dimenticare, il perdono non è cancellare, il perdono è la possibilità di ripartire. Noi siamo frutto, eredi della nostra storia, della nostra educazione, frutto anche dei nostri errori. E uno dice ormai sono così compromesso. È possibile ripartire, ma anche nei rapporti tra noi. Questo è il perdono. Siamo così compromessi anche tra noi, ma quel giorno hai detto, ma quel giorno hai fatto, ma quella volta lì questa roba qua resta come incisa e che sulla pietra. Di più, sì. Ecco, il perdono, la misericordia è la possibilità di ripartire di nuovo. Ed è un miracolo poter ripartire di nuovo con un nota bene, perché la risposta non è completa del tutto. Quindi si riparte dall'inizio, sì, virgola, ma c'è un ma. Torno all'inizio. Se la vita nuova ricevuta nel battesimo non ha eliminato la debolezza della natura umana, io torno all'inizio e c'ho ancora tutta la debolezza umana. Non solo, ma è aumentata la mia debolezza peccando. Non so, vi faccio un esempio. Esagero, io funziono per paradossi. Se uno uccide una persona, il primo assassinio è una cosa gravissima. Se fa il secondo, avrà meno sensi di colpa, farà meno fatica a fare il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto. Il 100° lo farà quasi senza rendere, sarà abituale.
Si capisce? Allora, il peccato, lo vedremo, la colpa viene perdonata col sacramento della riconciliazione e quindi si torna all'inizio, ma il danno a sé e presso gli altri che il peccato, il male fatto arreca, e questo qui c'è una ferita che mi rende il fatto di aver sbagliato 1, 2, 3, 4 volte, in qualche modo mi rende più fragile dell'inizio. Non so se l'esperienza, per fortuna o per grazia, questo è il termine, questo vale per il male, ma per grazia funziona anche per il bene. Quindi l'esercizio della virtù fa esattamente, mette in atto qualcosa che costruisce, no? Che risana anche la debolezza, e quindi, ma vedremo tutta una serie di azioni legate alla penitenza anche per recuperare la propria debolezza aumentata. Noi facciamo più o meno fatica a evitare certe situazioni maligne, di compromesso, del cedere, facciamo più o meno fatica di quando avevamo 10 anni? Facciamo di più, perché si è accumulato anche tutto quel che abbiamo fatto nel tempo intermedio e ci rende in qualche modo un po' quasi predisposti. Che diventa quasi un'abitudine. Bravissimo. E quindi, chiedendo perdono nel sacramento, si torna all'inizio, ma la questione è che occorre guarire l'abitudine. E quindi sono due cose che sono imparentate, ma sono diverse, sono distinte. Quindi c'è la possibilità, il Signore mi rimette nelle condizioni dell'inizio, ma non sono nelle condizioni dell'inizio, perché di mezzo c'è la mia abitudine che deve essere sanata mettendo in atto delle pratiche, qualcosa d'altro per guarire anche l'abitudine. Mi viene in mente, scusa ti interrompo un attimo, uno che lavorava con 1000 volte che io due parole era 3 bestemmie, no? E allora gli dicevo, cioè, ma te rendi conto? No, diciamo, non è il mio peccato, perché è un'abitudine. E lui si ricavava così, no? È il mio peccato, è la mia colpa mia, è un'abitudine. Ma è sempre peccato, scusa. L'abitudine ti è arrivata perché comunque hai cominciato da qualche parte. Certo. Ti curavi subito. Certo. Per questo che su alcune cose è bene neanche cominciare, perché dopo tornare indietro è più complicato. Quando fu istituito questo sacramento, ecco, lo troviamo la testimonianza nel Nuovo Testamento, nel Vangelo. Non è l'unico passo quello di Giovanni, però quando la sera di Pasqua il Signore si mostra risorto ai Suoi Apostoli e gli dice loro: ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Ma pensate, questa di per sé, a pensarci bene, è una cosa scandalosa, dovrebbe essere una cosa scandalosa, perché il Signore si lega il suo perdono al rimettere o non rimettere di gente in carne ed ossa. Questo per tanti puristi questo suona uno scandalo. Il perdono è del Signore, di Dio, il perdono è di Cristo, ma pensate un po' se non era lo stesso scandalo dei farisei quando Gesù, guarendo le persone, prima dice: ti sono rimessi i peccati. Scandalo. Chi credi di essere tu che ti fai come Dio? Ma i battezzati hanno bisogno di convertirsi. Che bisogno c'è? Esorta la conversione continua.
La conversione è un impegno continuo per tutta la Chiesa, che è santa, ma che è anche fatta di peccatori. La penitenza interiore è il movimento del cuore contrito, mosso dalla grazia divina a rispondere all'amore misericordioso di Dio, si nutre della speranza nella misericordia. La penitenza cristiana si esprime in molte forme, quindi c'è la penitenza che è sacramentale, stiamo parlando di questo, però non è l'unica forma di penitenza. Per i peccati gravi, ecco che allora il sacramento, però ci sono anche lì altre forme, il digiuno, la preghiera, l'elemosina. Queste e molte altre forme possono essere praticate in particolare nel tempo di Quaresima e nel giorno penitenziale del venerdì. Non solo del venerdì santo, i venerdì di Quaresima, ma non solo quei venerdì là, di per sé, a casa mia mamma mi aveva educato che tutti i venerdì di tutto l'anno c'è un'attenzione, non solo i venerdì di Quaresima, di mangiare di magro, quindi tutti i venerdì. All'inizio della messa, tutte le messe, vi ricordate che il confiteor, prima all'inizio c'è un breve momento di silenzio dove si chiede perdono. Per essere degni di celebrare questa Eucaristia chiediamo perdono dei nostri peccati. Noi non lo facciamo, in quel momento lì noi non lo facciamo nel sacramento, quindi accusando i nostri peccati in presenza del prete, lo stiamo facendo tra noi e il Padre Eterno. E poi, dopo il breve momento di silenzio, che dovrebbe essere un esame di coscienza, poi si dice confesso a Dio Padre. La confessione che noi facciamo a Dio è una forma di penitenziale, è una di queste forme penitenziali. Gli elementi essenziali del sacramento: ci sono degli atti, delle azioni che il fedele mette in atto, li vedremo tra un attimo, e poi l'assoluzione che il sacerdote dà. Quindi il sacramento accade perché il fedele mette in atto, fa delle cose e dice delle cose, e poi c'è l'assoluzione finale del sacerdote, che assomiglia ad una benedizione, ma non è di più di una benedizione, è un'altra cosa. Padre, ma sì, el me daga la benedizione. Qualche volta non accade che uno entra in confessionale e dice sì, el me daga la benedizione, ma in realtà accade qualcosa d'altro. Gli atti del penitente: diligente esame di coscienza, quindi prima occorrerebbe fare un esame di coscienza, cioè rendersi conto di che cosa voglio chiedere perdono. Mi fermo un attimo e ci penso. Contrizione, parola difficile, ma è il pentimento, cioè che uno ci sia non soltanto una cosa formale che ti dice formalmente le cose, ma che sia contrito, che gli dispiaccia il dolore per il male commesso o per il bene non compiuto, che ci sia un atteggiamento interiore di dispiacere, di dolore, di pentimento. E la contrizione è perfetta quando è motivata dall'amore di Dio, imperfetta quando è fondata da altri motivi. Quali potrebbero essere gli altri motivi? La paura dell'inferno, la paura del castigo, la paura o il timore di chissà che cosa. La confessione consiste nell'accusa dei peccati fatta davanti al sacerdote, quindi l'accusa dei peccati, e questo è un momento importante perché accade sempre più frequentemente, siccome abbiamo delle difficoltà nel cercare di che cos'è peccato, che cos'è errore, che cos'è lo sbaglio. Viviamo in un tempo in cui è sempre più difficile rendersi conto di questo e sempre più frequentemente anche chi vuole confessarsi, prima avevo fatto un caso, ma sono sempre quelli, più frequentemente
padre, non so cosa dirgli, è sempre più difficile, cioè, perché la materia, c'è bisogno della materia, c'è bisogno di uno che chieda perdono di qualcosa. La soddisfazione, il compimento di certi atti di penitenza che il confessore dà al penitente per riparare il danno causato dal peccato. Qui a volte si riduce a un Padre Nostro, qualche preghiera, però ecco, l'assoluzione, la validità del sacramento non è legata all'esecuzione di quello che ci viene detto di fare, magari l'elemosina, magari una preghiera, magari chissà qualcosa d'altro. E infine la formula della soluzione. Questo è l'essenziale, perché in realtà viene consigliato addirittura, per vivere bene il sacramento, di iniziare con la lettura di qualche brano del Vangelo e poi con il ringraziamento e poi tante cose. Adesso sto dicendo l'essenziale. Dio, Padre di misericordia, quindi si parla del Padre, si parla del Figlio, si parla dello Spirito Santo, è una formula trinitaria, si tira in ballo la Chiesa e poi si tira in ballo io, Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo. Come lo ha riconciliato a sé? Nella morte e risurrezione del suo Figlio. Ha effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. A te che sei qua adesso, ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, cioè tutta questa roba qua, la riconciliazione del Padre, attraverso la morte e la risurrezione del Figlio, l'effusione dello Spirito Santo accade per il ministero della Chiesa. Diventa efficace per te attraverso il ministero di uomini, l'esperienza del perdono e della pace, e poi questa è la formula assolutoria. Questa è la frase che il sacerdote deve dire. E io in carne e ossa, fragile, debole, forse, probabilmente più di te che ti stai confessando, ma io ti assolvo dai tuoi peccati, ma non perché sono bravo io, ma non perché lo voglio io, nel nome di un altro, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E qui vi dico una cosa, l'esperienza del prete, che da 40 anni, perché quest'anno sono 40 di messa, di sacerdozio, di ordinazione, 40 anni di amministrazione del sacramento della riconciliazione. Uso una frase, un proverbio, che dice chi va al mulino si infarina. Avete presente? È impossibile andare al mulino senza sporcarsi tutti. E allora, amministrare il sacramento della riconciliazione del perdono per 40 anni in qualche modo ha educato anche me, mi ha cambiato il giudizio, lo sguardo nei confronti, proprio perché dovendo darti un perdono che non è il mio, questa cosa qui costruisce te, ma sta costruendo anche me. E ha costruito anche me. Io mi accorgo che da questo punto di vista qui, sulla misericordia e sul perdono, nonostante tutto, sono molto diverso da 40 anni fa. E scusa, quello che hai detto adesso potrebbe coincidere con la conversione tua? Spero di sì. Ma più capire questo, capire se stessi, cioè di fronte alle persone che si confessano. Ma io credo di sì, credo di sì. Ha maturato da essere sacerdote. Nonostante tutta la mia debolezza che resta. I peccati, mi avvio alla conclusione, 5 minuti. Quali sono i peccati da confessare? Qui ci sarebbe tutto un discorso a riguardo dei peccati, perché viviamo in un tempo dove credo manchi proprio la percezione di che cosa sia peccato e cosa non lo sia, e quindi è facile nel nostro tempo che uno chieda perdono per delle cose
che non sono neanche peccati, mentre le cose che lo sono uno non è neanche cosciente. E quindi, primo, che cos'è peccato? Secondo, la distinzione di peccati gravi. Qual è il criterio che fa dire che un peccato è grave o non è grave? Qui nel catechismo questo non viene spiegato, e quindi l'allontanamento da Gesù Cristo. i peccati gravi sono, la confessione è l'unico modo ordinario per ottenere il perdono. Almeno una volta all'anno, però non è la misura ordinaria, proprio per non morire di fame. È come se uno dice: ma quanto posso non mangiare per non morire? Non so quante volte, una volta alla settimana, ma bisogna confessare anche i peccati veniali. È vivamente raccomandato dalla Chiesa perché aiuta a formarci una retta coscienza, a lottare contro le nostre inclinazioni cattive, per lasciarci guarire da Cristo, per progredire nella vita dello Spirito. Io dico sempre che 1 più 1 più 1 più 1 più 1 fa un muccio. Tante cose piccole fanno un bel mucchio di... Quindi così come nell'erba matta, cattiva, nel prato o nel campo, se tu la lasci lì, poi diventa un'infestazione. Ho difficoltà a vivere il sacramento, questo me la cavo velocemente. Un tempo a chi mi diceva faccio fatica, ho problemi a vivere il sacramento, eccetera, eccetera, gli facevo tutto un discorso molto teologico, ma è giusto e corretto, ma non so quanto abbia convinto nessuno. Io credo che una delle difficoltà principali è la disabitudine a vivere il sacramento, c'è una familiarità, viviamolo più frequentemente e si avrà anche meno difficoltà a viverlo. Forse credo che appunto il motivo principale della difficoltà è la poca abitudine a viverlo. I ministri del sacramento sono gli apostoli, i vescovi, i presbiteri, che sono loro gli strumenti, alcuni peccati riservati, ma ci fermiamo qui e riprendiamo la volta prossima perché l'orario è molto tardi.